finisce sotto il camion e si spezza in due. Terribile schianto questa mattina a Canoghera. Muore un 25enne di Marghera. Stava per diventare papà. Investita e uccisa da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada per andare al lavoro. Ad Albignasego perde la vita una 49enne di Solesino. Era mamma di 3 figli. Processo tamponi rapidi in Veneto, assolti perché il fatto non sussiste il dottor Rigoli e la dottoressa Simeonato. La difesa soddisfazione, ma nessuno potrà restituire questi anni di sofferenza. Unità di crisi della Regione del Veneto nel 2024 si è occupata di 71 crisi aziendali con 14.000 lavoratori coinvolti. Dall'inizio del 2025 sono 43. Sono stata fortunata, ora guardo al futuro, parla per la prima volta e racconta la sua rinascita Marta Novello, la trentenne di Mogliano sopravvissuta 4 anni fa all'accoltellamento. Migliaia di dischi di plastica comparsi nelle ultime settimane sulla spiaggia di Rosolina, resta un mistero la provenienza. Intanto volontari e cittadini si organizzano per raccoglierli. Un'operazione da record, quella eseguita nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Agordo, intervento al femore per una paziente di 104 anni. Buonasera dall'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in apertura di una giornata davvero drammatica sulle strade della nostra regione. Questa mattina a Canoghera, alle porte di Mestre, nel terribile scontro frontale tra un'auto e un camion, ha perso la vita un 25enne di Marghera. Stava per diventare papà. Hanno dovuto caricarla su 2 carri attrezzi per portarla via. L'auto che si è schiantata contro un camion a Canoghera, infatti, lungo la Triestina, era spezzata in 2 e il 25enne di Marghera, che era alla guida, Nicolò Mattia Coppola, è morto sul colpo. Residente a Marghera, ma originario della provincia di Brindisi, stava per diventare padre, il che rende la tragedia ancora più dolorosa. Il giovane, a bordo di un Alfa 147, stava percorrendo la Triestina in direzione di Mestre attorno alle 6:30 del mattino, quando improvvisamente, per cause da accertare, si è scontrato con un camion che viaggiava in direzione opposta. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al giovane. Troppo violento l'impatto, tanto che l'auto si è completamente incastrata sotto il mezzo pesante ed è servito un lungo lavoro dei vigili del fuoco, accorsi con 2 squadre da Mestre per disincastrare l'Alfa. I sanitari del SUEM invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. Un tratto della Triestina, quello già teatro di altri gravi incidenti in passato, a poche centinaia di metri dallo svincolo per il Casinò. Il traffico è stato temporaneamente bloccato e quindi deviato dagli agenti della polizia locale, giunti sul posto numerosi per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, a cui potrebbe aver contribuito la pioggia e l'asfalto bagnato. Il personale dell'ANAS ha lavorato a lungo per ripristinare la strada, riaperta regolarmente al traffico solo dopo molte ore. E l'altro drammatico incidente questa mattina ad Albignasego, travolta da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada. È morta una 49enne madre di 3 figli. Era da poco scesa dal pullman e stava andando al lavoro. Ho sentito ambulanze e tutto, sono venuto fuori, ho trovato la signora per terra e c'era anche il tipo che l'ha investita e hanno tentato subito di fare massaggio cardiaco, ma non c'è stato niente da fare. Era una brava donna e mi spiace per la famiglia, per tutti, anche chi l'ha investita, per tutti. Il dolore è una roba immensa, insomma, no. Oggi siamo in lutto, ecco. È profondamente addolorato Andrea Marzotto. Era davvero a pochi passi dalla sua azienda agricola, quella dove lavorava da 2 anni Fuzia Ben Lenda, 49 anni, investita e uccisa da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada. Era buio alle 7, un cielo carico di pioggia. Come tutte le mattine Fuzia Ben Lenda era partita di buon'ora dalla casa di Solesino, dove viveva con il marito e 3 figli, e in pullman era andata al lavoro. Scesa alla fermata lungo la
strada adriatica, il resto del percorso la 49enne lo aveva fatto come sempre a piedi. Gli abiti di colore scuro, la mattinata plumbea, forse la velocità. Di sicuro all'uscita dalla semicurva il furgone condotto da un 39enne di Albignasego l'ha travolta. È stato proprio il conducente a far scattare i soccorsi, inutili purtroppo, per la donna non c'è stato nulla da fare. Una strada trafficata via Silvio Pellico, collegamento tra la strada Battaglia e il centro di Albignasego. Ma è una strada un po' dritta, lì c'è una curva un po' più avanti, stamattina sfortuna che anche i lampioni non andavano, fatalità, disgrazie, no, destino. Sulla morte di Fuzia Ben Lenda stanno indagando i carabinieri che hanno posto sotto sequestro il furgone. Disperata la famiglia della donna, disperati i titolari dell'azienda agricola, grande il dolore anche nella comunità di Solesino, che attraverso il sindaco Elvi Bentani fa sentire tutta la sua vicinanza. Era una bravissima donna, una brava moglie e mamma, la conoscevo molto bene. Processo tamponi rapidi in Veneto, assolti perché il fatto non sussiste il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato, oggi direttore generale dell'ULSS 8 Berica, accusati di concorso in falso ideologico e turbativa d'asta. Accolta l'istanza della difesa, il processo si chiude così in anticipo. Assolti perché il fatto non sussiste e a processo ancora in corso la parola fine sulla vicenda tamponi rapidi che aveva segnato il Veneto nei mesi più bui della pandemia da Covid-19 arriva in anticipo da un'aula del Tribunale di Padova. Il giudice ha assolto il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato all'epoca dei fatti, rispettivamente coordinatore delle microbiologie del Veneto e direttrice generale di Azienda Zero. I due erano accusati in concorso di falso ideologico e turbativa d'asta, soddisfatti illegale di Rigoli e Simeonato. Il dottor Rigoli è innocente, è risultato in maniera assolutamente evidente. Non è stato nemmeno necessario finire il processo. Erano stati ascoltati soltanto una parte dei testimoni che avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità del dottor Rigoli. Ecco cosa è accaduto. L'articolo 129 del Codice di procedura penale prevede che il giudice possa pronunciare immediata sentenza di assoluzione quando, a processo ancora in corso, risulta evidente in modo assoluto l'innocenza dell'imputato. Si è acclarato che il dottor Rigoli si è comportato durante la pandemia in modo corretto ed assolutamente professionale, senza mai risparmiare le sue energie e contribuendo anche in maniera decisiva alla salute pubblica. Abbiamo quindi un sentimento di soddisfazione, si unisce anche un sentimento di tristezza però, perché il nostro legislatore ha fatto molti sforzi per fare sì che vadano a processi soltanto i procedimenti che lo meritano ed invece qui è andato a processo una contestazione che era destituita di ogni fondamento in fatto ed anche scientifica. L'indagine era partita dopo un esposto che contestava la validazione scientifica dei tamponi rapidi acquistati dalla Regione Veneto, dalla casa farmaceutica Abbott e utilizzati per il tracciamento dei contatti e delle positività durante la seconda ondata della pandemia. La difesa del dottor Rigoli ha sempre sostenuto che non spettava a lui una ricerca scientifica, visto che i tamponi avevano già il marchio CE. Il dottor Rigoli, presente in tribunale a Padova, ha accolto con sollievo la sentenza. Il dottor Rigoli ha dovuto subire, e la sua famiglia, un processo mediatico che ha causato importanti sofferenze. Questo non potrà mai essergli restituito. Stamane a Palazzo Balbi il punto della Regione sulle crisi aziendali in Veneto. Che le nostre eccellenze vanno preservate, la maggior parte è fatta di piccole e medie imprese che in momenti di di profondi cambiamenti devono avere anche il supporto delle istituzioni. Dalla sua fondazione nel 2012 ad oggi l'unità di crisi della Regione Veneto ha gestito 350 tavoli di trattativa con il coinvolgimento diretto di circa 61.000 lavoratori. Subentrata ad Elena Donazzan nel settembre dell'anno scorso, il nuovo assessore regionale al lavoro, Valeria Mantovan, traccia un bilancio dell'attività nel 2024. Sono stati gestiti 71 tavoli di crisi complesse per oltre 14.000 lavoratori ed oggi, al termine di questo anno e quindi per il 2025, ci approntiamo ad affrontare i 43 tavoli che sono effettivamente rimasti aperti, che richiederanno chiaramente la prosecuzione del nostro impegno in questo senso. I comparti che hanno presentato
più casi di crisi aziendali nel 2024 sono metalmeccanico, logistica, tessile e alimentare. Quest'anno gli osservati speciali sono soprattutto due settori. Abbiamo proprio per questo fatto 2 tavoli settoriali, uno legato all'automotive e uno legato alla moda, che vedranno a breve la convocazione di ulteriori tavoli più tecnici, e però mi sento anche di dire che si parla del metalmeccanico che in qualche modo cresce nella richiesta di intervento da parte della Regione, anche un po' per cultura sindacale, perché sono molto più abituati a richiedere il nostro intervento in questo senso. Quello odierno è un mondo attraversato da un'evoluzione economica continua legata a dinamiche internazionali o allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di cambiare rapidamente gli scenari, e in cui la gestione delle crisi aziendali anche in Veneto può doversi confrontare con grossi gruppi multinazionali dall'enorme fatturato. In questi casi pubblicizzare la crisi può rivelarsi la scelta vincente. Spesso mettere in campo il rischio di una reputazione, un attacco alla reputazione, è un elemento che ha giocato in passato. Il sindaco di Treviso a Roma, per l'annunciato incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi, nasce un protocollo di sicurezza che riguarderà non solo il capoluogo della Marca ma tutto il Veneto, e dal Viminale il primo cittadino rilancia la questione stranieri, i loro reati in città aumentati del 40%. Il ministro ha garantito rinforzi da un punto di vista degli organici, sono da poco arrivati nuovi agenti della Polizia di Stato, arriveranno ulteriori carabinieri nelle nostre stazioni territoriali. La missione romana porta in dote a Treviso e alla Marca almeno una cinquantina di uomini in più delle forze dell'ordine, non solo agenti di polizia ma anche carabinieri in arrivo per il giro di vite sulla sicurezza. Mario Conte strappa la promessa al ministro dell'Interno Piantedosi non solo come primo cittadino del capoluogo della Marca ma anche come presidente di ANCI Veneto, ed è qui la seconda novità dell'incontro con il titolare del Viminale. Insieme ad ANCI Veneto, quindi alla rete dei comuni veneti, stipuleremo un protocollo per la sicurezza dove il Ministero garantisce investimenti puntuali e straordinari destinati ai comuni veneti, in modo tale da consentire a tutti i comuni, piccoli, medi o grandi che siano della Regione Veneto, di incrementare la rete di videocamere di sorveglianza. Sicurezza tema di scontro politico con l'opposizione ma anche con gli alleati di Fratelli d'Italia. E il primo cittadino torna a ribadire un concetto già espresso nelle scorse settimane, ma stavolta supportato da un dato che ritiene inequivocabile. Nel confronto con Piantedosi e con le cifre del Viminale emerge che a Treviso il numero di reati commessi dagli stranieri è aumentato del 40% rispetto agli anni scorsi. Tenendo conto, spiega Conte, che rappresentano il 10% della popolazione, il numero assume una portata ancora più significativa. Questo è un dato di fatto che deve essere preso in considerazione sia dagli amministratori locali ma soprattutto dal governo, e devo dire che è forte la determinazione da parte del ministro Piantedosi e di tutto il governo di stringere da un punto di vista degli ingressi nel nostro paese e soprattutto trovare delle norme adeguate che possano consentire alle forze dell'ordine di liberare i nostri territori da quelle persone che vengono esclusivamente per delinquere. Un Conte che quasi contemporaneamente al ministro Nordio decide di chiudere la polemica innescata in queste ore con i meloniani, aprendo un fronte di impegno anche su leggi e norme. Lavoreremo insieme ai ministeri, quindi a Piantedosi così come al ministro Nordio, per mettere mano alle norme che consentano di avere leggi chiare, rispettate da tutti, ma soprattutto lavoreremo per la certezza della pena. Quindi dopo le polemiche Conte tende la mano al ministro Nordio sul tema della certezza della pena, ed il ministro spegne le polemiche appunto scoppiate in queste ultime ore. Sentiamo. Io sono amico di Mario Conte e lo considero un ottimo amministratore. L'ultima acqua sul fuoco a 48 ore dall'innesco del rogo la getta il ministro della giustizia nelle stesse ore in cui a Roma Mario Conte incontra il collega di governo Piantedosi. Quella Treviso non è più una città sicura, aveva acceso le polveri politiche, ma Carlo Nordio si dice stupito della interpretazione data a una semplice opinione. Una opinione che è condivisa purtroppo da molti trevisani, che la città non sia più sicura come una volta, soprattutto in certi momenti della settimana come il sabato. Naturalmente questa è una situazione che si è sedimentata per varie ragioni, soprattutto per la mancata integrazione di persone extracomunitarie che non hanno magari la nostra stessa sensibilità culturale. È un problema che coinvolge un po' tutti,
certamente non è imputabile né all'amministrazione né tantomeno alla vigilanza delle forze dell'ordine. Insomma, un problema non di oggi, un problema generale, dice Nordio, trovandosi sulla stessa linea di Conte nei concetti legati alla presenza di stranieri in città, alla certezza della pena e alla necessità di inasprire le pene nei confronti dei minori. Bisogna applicare le leggi che ci sono e poi riconsiderare in termini ampi quello che è il concetto di minore età, nel senso che fino a ieri si pensava che il minorenne, cioè l'inferiore di 18 anni, fosse una persona tutto sommato potenzialmente pacifica, magari un po' discola. Oggi invece abbiamo visto che ci sono addirittura casi di lesioni gravissime o addirittura di omicidi commessi da minorenni. Credo che una maggiore severità anche nell'applicazione della legge nei confronti dei minori sia necessaria. Restiamo a Treviso alla presentazione del libro Sanità di eccellenze e testimonial importanti questa mattina dal ministro Nordio a Sabrina Salerno, la testimonianza anche di Marta Novello che parla dopo 4 anni dalla sua brutale aggressione. Sono stata molto fortunata e quindi di far tesoro ogni giorno della vita che abbiamo di fronte. Aveva 26 anni Marta Novello quando è stata accoltellata per 20 volte mentre faceva jogging a Mogliano. 4 anni dopo, lontana dai tribunali, parla di cosa c'è stato tra quel 22 marzo e oggi in cui insegna inglese in una scuola media. La terapia intensiva, i ricoveri, le visite, il processo. L'esperienza che ho avuto è stata estremamente positiva per quanto riguarda la sanità, ma non solo, e quindi mi porto a casa un ricordo positivo di questa esperienza estremamente negativa. È stata un'esperienza che senz'altro ha segnato la mia vita, però è importante andare avanti, non c'è una vera e propria fine quanto un continuo, ecco, bisogna andare avanti e cercare di fare tesoro di quello che c'è stato e della vita che si ha di fronte. Il calvario causato da un quindicenne a cui è stato riscontrato un lieve e parziale vizio di mente. Torna il tema del disagio giovanile, delle violenze compiute da minorenni che riempiono le pagine di cronaca e di cui Marta, suo malgrado, è stata vittima. Credo sia molto importante fare un lavoro di prevenzione per diffondere consapevolezza su questo tema e stare vicino ai giovani in un momento delicato della loro crescita. Credo che lavorare si possa lavorare anche in silenzio, però insomma non so come dire, però credo che già molte persone stiano facendo qualcosa, senz'altro si può fare di più. È una storia di rinascita e resilienza, la sua come lo è quella di tante persone che ogni giorno affrontano sfide difficili come quelle causate dalla malattia. È infatti in occasione della presentazione del libro US2 Sanità di eccellenze che hanno raccontato le loro vite testimonial d'eccezione curati dall'azienda sanitaria della Marca. Mettere appunto l'accento sulla prevenzione. Io in questo ospedale sono stata accolta, sono stata, come dicevo prima, tranquillizzata anche perché ero molto spaventata. Sono caduta veramente per tante settimane, ho camminato con accanto una persona al mio fianco, era la paura, ma una paura sorda. Ti aggrappi quindi a qualsiasi frase che un medico può dirti, quindi mi sono aggrappata alla speranza che loro mi davano, a quelle frasi positive. La mia esperienza è stata positiva perché altrimenti non sarei qua. A raccontare la loro storia ognuno con un'esperienza medica differente anche il ministro Carlo Nordio, Ottavia Piccolo, Aldo Serena, Fabio Ongaro, Paolo Fassa, l'influencer Nicola Canal, Luca Cracco. Un abbraccio di un'infermiera coi bambini che lei stessa ha aiutato a guarire, la copertina del libro. È una squadra dell'US2 che ha come principio fondamentale, a cui noi crediamo tutti, che è quello dell'umanizzazione. Non a caso il nostro libro parte con un abbraccio, perché l'abbraccio è il senso veramente del prendersi cura della persona. Migliaia di dischetti di plastica comparsi nelle ultime settimane sulla spiaggia di Rosolina Mare. Ora si è capito che cosa sono, ma resta il mistero sulla provenienza.
Dai primi di gennaio sono comparsi sulla spiaggia di Rosolina migliaia di dischetti di plastica neri portati sul mare dalla battigia. Per giorni i cittadini si sono chiesti cosa fossero e sui social sono circolate le ipotesi più disparate. Ora la loro natura è stata chiarita, anche se l'origine dell'inquinamento resta ancora un mistero. Adesso abbiamo appurato che si tratta di un sistema che viene utilizzato nella depurazione delle acque reflue da alcuni depuratori, però facendo anche un'indagine qui nella nostra zona non abbiamo depuratori che li stanno utilizzando. Chi abbia dunque disperso nell'ambiente questi dischetti non si sa. Qui sfociano Po e Adige, qui il mare potrebbe aver scaricato la plastica abbandonata chissà dove. Della questione il sindaco ha interessato anche i carabinieri forestali. Adesso sto anche facendo un'indagine con i colleghi sindaci della Costa Veneta per capire se le altre spiagge del Veneto e non solo, anche del vicino Friuli o dell'Emilia Romagna, stanno registrando questo fenomeno oppure per capire se è geolocalizzato solo sull'Orina Mare. Potrebbe anche essere dalla vicina Croazia, dalla Slovenia, perché abbiamo anche il mare Adriatico è un bacino, ma le distanze sono anche abbastanza brevi, perciò chi mi dice che magari ci sia stato qualche anomalia negli impianti di depurazione dei nostri amici confinanti, ex Italia. Dispiace che in un'area come questa, nel parco del Delta del Po, area MAV UNESCO con aree di pregio naturalistico come il Giardino Botanico di Porto Caleri, si verifichi questo inquinamento, tanto che vari gruppi di volontariato, come molti cittadini che amano passeggiare sulla spiaggia, si sono subito attivati per raccogliere i dischetti di plastica. Sì, adesso attualmente fortunatamente non ne abbiamo più, sono stati raccolti ma non ne ha più portati su e adesso monitoriamo che il fenomeno non si ripresenti. Un'operazione da record, quella eseguita nell'ortopedia dell'ospedale di Agordo. Sentiamo. Per la provincia di Belluno è un record, quello che vede protagonista di una storia a lieto fine un'anziana sulla soglia dei 104 anni. Elsa, il nome della signora di Roccapietro, è appena operata per una frattura al collo del femore che ha richiesto l'installazione di una protesi cementata. Nonostante l'età non proprio giovanissima, grazie al sostegno dell'equipe guidata dal dottor Federico Botto, la signora ha ripreso a deambulare dopo solo 48 ore e sarà dimessa domani. Bisogna essere veloci nell'intervento, il paziente deve rimanere il minor tempo possibile sul letto operatorio, essere il meno aggressivi possibile e quindi questo ce lo mettiamo noi. Poi dopo il paziente ci mette la forza di volontà, ci mette anche la genetica da parte sua e le due cose messe assieme portano a un risultato di questo tipo. L'operazione è all'ospedale di Agordo, dove questa mattina, alla presenza dei primari delle varie unità operative, la direzione ha tracciato il bilancio di attività del 2024. 14.000 accessi al pronto soccorso, 7% in più rispetto all'anno precedente, 1.300 ricoveri, più 4%, 53.000 prestazioni ambulatoriali, anch'esse in aumento assieme all'interventistica. Numeri che disegnano il quadro di una realtà ospedaliera viva e in evoluzione, nonché importante presidio ospedaliero a servizio delle terre alte. Un ospedale effettivamente molto vivo, vivace, con professionisti veramente in gamba e che, sta dando veramente un apporto importante alla sanità territoriale. Una squadra che da oggi potrà avvalersi delle competenze del nuovo primario facente funzioni della chirurgia, il dottor Federico Coppa, e di una nuova ambulanza che affiancherà il prezioso lavoro svolto dalle croci dei volontari a servizio del territorio, operativa nei fine settimana durante i mesi più intensi di luglio e agosto e nel periodo natalizio. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla l'appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.